Sei una zoccola. Perché a Napoli diciamo così per definire una donna dai facili costumi? Il termine zoccola viene dal latino popolare, da sorculus, sorex, che significa sorcio. Così dal reatto di fogna dà significato di sporco, con il tempo assume il significato di immorale, per insultare una donna di bassa condotta o una prostituta. Ma a Napoli c'è una bella storia. Nel Settecento via Toledo è il principale viale di passaggio. Qui camminano le dame eleganti con abiti ricchi e indossano degli zoccoletti, sia per apparire sia per non sporcarsi i vestiti. Nello stesso periodo in città uno dei mestieri più diffusi è quello più antico al mondo. A Napoli c'è anche uno dei quartieri a luci rosse più antico d'Europa e in tutta Europa era tra i più regolamentati. Così le prostitute cosa iniziano a fare? Per attirare clienti si vestono come le bellissime nobildonne. Allora indossano bellissimi abiti, scialli, gonne e anche gli zoccoletti. La storia cosa ci dice? Che per attirare i clienti, per farsi scegliere, iniziano a sbattere i piedi a terra con gli zoccoletti. Da questo suono nasce zoccolella e poi zoccola. Tra i quartieri l'occhio cadeva subito su tutte queste locandine. Nei listini prezzi si offrivano tanti servizi, anche qualcuno particolare. Si accontentavano tutti, anche a metà, anche dietro a termini che possono far storcere il naso, nascono storie bellissime.